come siamo qui anche con Daniela che parteciperà a questa manifestazione percorrendo proprio questo percorso che abbiamo accennato prima, dei 3 chilometri, tutto percorso che prevede delle possibilità a tutte le famiglie, a tutte le persone dotate di carrozzina. Daniela, cosa ne pensi di questa nuova iniziativa e cosa ne pensi di queste opportunità? Sono molto curiosa di sperimentare questo nuovo percorso che appunto è una novità e un'opportunità, perché è abbastanza inconsueto trovare appunto degli itinerari che vengono proposti ad ampio spettro a tutti e quindi anche a persone che hanno esigenze diverse. Daniela, tu sei presidente di un'associazione che si occupa di tutto questo, ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, sono presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Udine. Infatti siamo qua presenti anche nello stand delle associazioni e appunto parecchia della nostra attività riguarda proprio l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi anche esempi come questi di percorsi accessibili e percorribili sono un'attenzione che promuove appunto una qualità di vita migliore e una gestione del tempo libero, perché le persone disabili hanno piacere anche di trascorrere all'aperto del tempo libero. Grazie Daniela, ti lasciamo libera e mi raccomando alla pit lane quando fate il cambio e i ricambi. Grazie, arrivederci, a presto. Andare un po' più su, vieni con me. Sapere cosa ne pensate di questa? Bellissimo, la salute della vita è la salute della vita. Fatela più spesso. Sì. Conoscete il percorso bene? Siamo friulane noi, sappiamo tutto qua. Quindi io no. Buona giornata, grazie, arrivederci. Cosa ne pensate di questa prima parte di percorso? È la prima volta che lo fate? È la prima volta che lo facciamo, per adesso è bello, ma è il primo chilometro, diciamo che insomma, vediamo. Bene. Come va? Bene, grazie, buona passeggiata, arrivederci. Siamo al primo dei ristori lungo il percorso della sesta edizione della Marcia sui Cavalli e vediamo le loro impressioni. Come è andata fino adesso? È appena iniziato, abbastanza bene. Abbastanza sì, bene, grazie. Caldo? Caldo, grazie. Come sta andando? Bene, insomma. È la prima volta che partecipi? No, sì, è l'età che si corre sempre meno, quello vede. Comunque siamo qua.
Bene, siamo giunti all'arrivo, alla chiusura di questa sesta marcia sulla strada di cavalli organizzata a Tavagnacco, in questo percorso sull'ippovia che avete visto nelle precedenti immagini. Abbiamo avuto un'affluenza quasi doppia dell'anno scorso, quindi possiamo essere contenti, abbiamo raggiunto quasi 600 iscritti. È una manifestazione che penso duri e abbia una sua continuità. Fra poco avremo il piacere anche di premiare tutti questi concorrenti, come è bello e logico fare. Vi aspettiamo all'anno prossimo per la 7ª edizione. Un abbraccio, a presto. Buongiorno a tutti, sono Roberto del gruppo Marciatori delle Aquile Friulane. Siamo a Tavagnacco, ho fatto la marcia dei 21 km e vi do appuntamento domenica prossima 27 per la marcia dell'amicizia a Moruzzo.